Eccoci, buongiorno, bentornati. Spero che sia stata una buona pausa. L'ultima parte di questa mattinata, io ne approfitto di ricordarvi al volo che c'è il librone bianco fuori che aspetta le idee benefit da realizzare, quelli che potrebbero essere i prossimi obiettivi. Ve lo dico perché così l'anno prossimo ce li scriviamo tutti quanti e andiamo a controllare che cosa è effettivamente successo. E vi ricordo anche che oggi pomeriggio alle 15:30 c'è un laboratorio di anima impresa ed è per studenti e per professionisti, giusto? Vale? Ok, perfetto. Per tutti, tutti invitati. Mi raggiungono invece i 3 relatori di oggi, che sono Laura Gori, Sabrina Fantini, Sergio Jankovics. Parliamo di equilibri e uguaglianze e di qualificare l'occupazione delle donne. Parto da Laura Gori perché è in perfetta continuità con quello che è stato l'inizio della mattinata. Abbiamo visto che per alcune imprese essere benefit è una storia addirittura di generazioni e quindi una scelta nata e consolidata nel tempo, per altri è una specie di folgorazione, qualcosa che porta a cambiare vita, ed è stato anche il caso di Massimiliano Ventimiglia. E nel tuo caso anche è stata così, abbastanza da fondare una nuova azienda dopo 30 anni di un'azienda molto più tradizionale, una storia di evoluzione sostenibile. Ce la Radicale racconti? anche, sì, grazie mille. Porto innanzitutto i saluti di Assobenefit, questo ci tenevo a dirlo perché come consigliera del board e co-founder di Assobenefit ho già mandato sotto forma di videopillola i saluti e gli auspici di buon lavoro per questo meraviglioso convegno. Davvero vi faccio i complimenti a nome di tutto il board di Assobenefit. Volevo anche correggere, se posso, Certo. un dato che è stato visualizzato prima in una slide di Bart Hulan, nel senso che le società benefit, grazie a Dio, sono più di 3.000. Sì, era uscito 2000 prima. Esatto, era uscito 2000, in realtà a fine giugno del 2023 le società benefit in Italia siamo 3.223. Quindi grazie al cielo stiamo continuando a crescere e nascono praticamente una media di 2 società benefit al giorno a partire proprio dagli anni critici della pandemia, quindi dal 2020 in avanti, poi col conflitto in Ucraina e tutto quello che sta succedendo, che sappiamo a livello di scenario geopolitico. È un conforto il fatto che comunque noi società benefit continuiamo a crescere a questo ritmo esponenziale. Quindi l'altro cappello con cui sono qui è quello appunto di imprenditrice seriale per caso, come vi definisco io, nonché start-upper di ritorno. Altrettanto circostanze altrettanto fortuite hanno voluto questo, dove però la scoperta delle società benefit mi ha donato nuova vita, proprio è stata la base di quella che io chiamo una rinascita sostenibile. Cosa è successo? Allora, innanzitutto, quando ho conosciuto il fenomeno della società benefit, mi è sembrata davvero un viatico perfetto, un habitus giuridico perfetto per quella che è sempre stata la mia concezione del fare impresa, cioè avere un'idea e trasformarla in valore per gli altri. Quindi quello che mi ha fatto innamorare delle società benefit è stato questa visione altruista, questo modo più generoso di fare impresa e questa consapevolezza del fatto che oggi fare impresa è l'unico modo per farlo, cioè fare anche impatto sociale, usare questi veicoli che sono le società benefit per fare questo doppio impatto, quindi questo doppio scopo, non perseguire solo profitto e quindi coltivare il proprio orticello molto meschino, ma occuparsi anche di generare impatto sociale, quindi di costruire innovazione sociale, sanare divari, sanare distorsioni e sanare carenze che ci sono a livello sociale. E il fatto di prendersi cura, di voler mettersi al servizio, quindi di curare anche questa sorta di leadership, servant leadership come la chiamiamo noi, quindi mettere proprio le nostre aziende al servizio della collettività. È secondo me l'unico modo di fare impresa oggigiorno col mondo che ci circonda e questo mondo agonizzante che abbiamo intorno. E l'altra cosa che mi ha affascinato delle società benefit è stata la loro capacità rivoluzionaria, perché riescono proprio a mettere in capo alle aziende questo senso di responsabilità e questo dovere di risanare e rigenerare il mondo che ci sta attorno. Cosa è successo quindi? Nel 2017 io ho messo tra parentesi, ho messo un punto fermo alla mia vicenda imprenditoriale precedente. Ho guidato per 30 anni un'azienda tradizionale, diciamo, se la vogliamo contrapporre alle società benefit, e mi sono reinventata startupper. Ho ricominciato da zero
Ho costituito Way2 Global, che è una società di servizi di traduzione, e l'ho voluta fortemente costituire come società benefit e poi l'ho certificata B Corp. E questo fatto di crearla come società benefit mi ha regalato l'enorme privilegio di poter trasformare le mie passioni civili in quelle che sono oggi le finalità di beneficio comune della mia azienda, quindi nel purpose alto e nobile che oggi accende i cuori e le menti delle mie persone in azienda. Quanti siete? Siamo in 15, a partire dall'empowerment femminile, che è sempre stata una delle mie passioni nella vita, quindi ce l'abbiamo proprio in statuto come finalità di beneficio comune. E a quel punto niente, la società benefit è diventata la mia vita, quindi i miei 2 cappelli di Asso Benefit e start-upper di Way2 Global aboliscono i loro confini e si sovrappongono, diventa una sintesi, perché davvero la società benefit è diventata la mia vita, il mio ikigai, quello che mi spinge a svegliarmi la mattina e alzarmi dal letto, e non finirò mai di essere grata. Cos'altro dire? Niente, l'altra cosa che ci tenevo a dire è che sono riuscita poi a conciliare queste 2 passioni, quindi l'empowerment femminile da una parte, le lotte per la diversity e l'inclusion, con il fatto di promuovere la società benefit come veicolo di impatto sociale, nel momento in cui l'8 marzo del 2022 ho avuto l'onore di portare a Padiglione Italia, a Expo Dubai, il libro che noi abbiamo promosso come Way2 Global fin dal 2018, che si chiama Made in Italy, la via italiana all'impresa sostenibile, che raccoglie proprio le testimonianze di 3 società benefit della prima ora. L'abbiamo portato a Dubai nel quadro di una missione istituzionale a tema gender equality, quindi l'8 marzo era una data non casuale, insomma. E quindi questo mi ha consentito di conciliare proprio queste 2 anime che mi... Asso Benefit raduna tutte le società benefit italiane, ne Beh, rappresenta no, assolutamente. Le associati di Asso Benefit sono ancora una parte minima, diciamo che non superano in tutta Italia, il 20%. comunque. In tutta Italia, E esatto. fa formazione? Sì, ci occupiamo di fare formazione, di fare networking, di coltivare la community, come si è detto in precedenza, perché l'importante è quello, cioè condividere un sistema valoriale e poi promuoverlo facendo massa critica, quindi tentando anche di fare policy making, di portarlo ai tavoli di interlocuzione con il governo, con le altre parti sociali. Quello che è fondamentale è appunto portare avanti questi sforzi multi-stakeholder, perché io ho davvero apprezzatissimo l'evento di oggi, perché davvero si vede come non si possa fare altro che questo, cioè portare avanti uno sforzo congiunto dove noi imprese ci siamo, collaboriamo, però ci deve essere anche tutta la parte della cittadinanza attiva e delle istituzioni. Sì, serve anche farsi conoscere e parlarsi. Esatto, conoscersi. Passo a Sergio, perché rappresenta un settore che è l'informatica, che è poco femminile per definizione, almeno fin qua. Cioè, anche se ieri dicevamo che, insomma, che sono posti di lavoro molto, molto qualificati, molto, molto interessanti. Del resto, insomma, non parliamo di occupazione femminile solo in senso di quantità e di parità totale, insomma, del 50%, ma anche di qualità. Cosa succede da voi? Sì, la nostra azienda nasce... Un po' più vicino? Pronto? Sì. La nostra azienda nasce 40 anni fa, inizialmente lavoravamo nel campo della repografia, quindi come dice il nome IS Copy lavoravamo tutto con le multifunzioni. Si sente? Pronto? Adesso sì, ok. E lavoravamo nell'ambito del coping. Poi nel corso degli anni l'azienda è un'azienda familiare, adesso io sono la seconda generazione, siamo passati al mondo dell'informatica. Il problema che stanno riscontrando molte aziende come noi in regione ma in tutta Italia è quello di trovare delle persone qualificate per poter intraprendere questo percorso lavorativo. Sicuramente le donne sono merce molto 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 rara, nel senso che le persone che escono da un percorso STEM, quindi di scienze, di tecnologia, di ingegneria, sono in numero molto basso, lo vediamo già dai numeri di iscrizione sia in ambito universitario sia in ambito scolastico. Quello che noi abbiamo fatto, abbiamo intrapreso un percorso con la regione che ci è stata vicino, di riqualificazione anche di persone che non hanno seguito questo tipo di percorso, ma gli è stato dato un percorso formativo della durata di circa 5 o 6 mesi, con dei percorsi cofinanziati dalla regione per qualificare delle persone, diciamo delle persone che hanno seguito degli
altri percorsi e ottenere, diciamo, tutti quegli skill che sono utili per poter operare in ambito informatico. Ad esempio abbiamo Avete avuto già trovato qualcuno così? Qualcuno che magari... Assolutamente. Allora, abbiamo fatto 2 percorsi con la Regione. Il primo l'abbiamo iniziato quasi 2 anni fa ed era per creare delle figure di programmatori. Al corso hanno partecipato su 10 studenti, diciamo che la percentuale che io vedo sempre è un 20%. Noi in questo momento in azienda siamo in 100, su 100 persone 20 sono donne. In questi 2 corsi che abbiamo fatto, su 10 persone che hanno iniziato il corso, 2 erano donne e il 50% poi è riuscito a portarlo a termine. Abbiamo il caso proprio di Roberta, una ragazza che non aveva seguito questo percorso a livello scolastico, è entrata all'interno di questo corso di formazione di programmatore informatico e dopo 1 anno e mezzo attualmente ha un contratto a tempo indeterminato con noi e lavora stabilmente con un team di altri 7 programmatori. Oltre per un discorso di parità di genere parliamo non solo di donne ma anche di etnie diverse. Ne parliamo dopo. Ma volevo capire, quindi persone che hanno studiato tutt'altro, che non hanno magari neanche mai pensato di occuparsi di informatica? Sì, anche, si può imparare sì, dopo? Si può imparare. Un altro caso che mi piace citare è che non sappiamo se sarà un successo perché inizierà a operare con noi a partire dal 6 novembre. È stato di una ragazza e noi avevamo attivato una ricerca per un magazziniere. Parità di genere va bene, però il posto di magazziniere tendenzialmente lo reputo maschile. Questa ragazza lavorava, è una ragazza polacca laureata in letteratura straniera in Polonia, ha chiuso il suo percorso di studi, poi per motivi legati alla famiglia si è trasferita in Italia, ha lavorato per 10 anni all'interno di uno store come responsabile delle vendite e voleva rimettersi in gioco e lei era disposta a ripartire come magazziniera, quindi ci ha mandato il suo curriculum per fare la magazziniera. L'abbiamo sentita, l'abbiamo colloquiato un paio di volte, ci ha fatto un'ottima impressione e col 6 di novembre inizia a lavorare con noi in un percorso di ICT Consultant, che è una figura ibrida che c'è tra il programmatore e il tecnico informatico. Vediamo se sarà un successo. È una sfida che, fra virgolette, mi intriga molto perché dà la possibilità anche di riqualificare, cioè se non riusciamo a trovare delle persone che hanno già gli skill corretti, cerchiamo di riqualificarli creandogli un percorso anche con l'aiuto della Regione, con questi corsi finanziati. Grazie. Sabrina nel nostro programma ha come qualifica facilitatrice di innovazione collaborativa. Che cos'è esattamente? Che cosa fa nelle imprese e che situazione trova? Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per questo invito che insomma è molto bello, un ambiente molto fertile, da cui andrò a casa io arricchita prima di tutto. Allora, facilitatrice che ruolo è? Diciamo che come in tutte le professioni, anche quelle che sembrano più facilmente codificabili, ci sono moltissime sfumature. Per me significa accompagnare processi di cambiamento, di innovazione, di presa di decisioni condivise, che possono riguardare la cultura, l'organizzazione, la leadership, quindi il modo di stare insieme, la qualità delle relazioni, ma anche la costruzione di visioni, di progetti, di azioni molto concrete. Si tratta di portare attenzione alla dimensione umana, mettere le persone al centro, contribuire a costruire un buon terreno relazionale, un buon dialogo, anche aiutare a legittimare e a esplicitare tutte le posizioni e dall'altra parte però portare attenzione anche a quella che è l'aspetto strategico di direzione, tenere insieme queste due anime che si alimentano una con l'altra. Credo che il valore di questa figura è entrare dentro un team, dentro un'organizzazione e portare uno sguardo esterno, che è sempre soggettivo ovviamente, ma un pochino più neutro, un po' meno coinvolto dalle dinamiche emotive e anche meno titolare del risultato, no? Quindi si può occupare di far sì che il processo sia buono, del come e del perché, e poi uno sguardo largo, cioè non da specialista di una materia, di un ambito, di un settore. È interessante avere conoscenza dell'ambiente in cui le cose si realizzano, ma poi diciamo, credo che il mio ruolo sia aiutare a tenere conto di tutti gli aspetti, non solo di tutti i punti di vista. Io lavoro in ambienti anche molto diversi apparentemente, dallo sviluppo locale alle imprese di famiglia, le strategie culturali, diversità e inclusione.
E quello che unisce questi ambienti, questi contesti, è il fatto che coesistono grandi diversità di linguaggio, di interessi, di modalità di operare, e l'obiettivo, anche polarità, e l'obiettivo è integrarle, aiutarli a integrarle, quindi far sì che la diversità sia un elemento, un fattore generativo. Diversità quindi che nel mio lavoro è molto importante, sempre con un duplice ruolo, perché è sicuramente un fattore di scomodità, anche di conflitto, ma è il veicolo e l'acceleratore dei processi di innovazione. Nel 2020 ho iniziato a esplorare una connessione particolare, quella tra femminile e innovazione. Prima solo un'intuizione che poi ho approfondito da un punto di vista teorico e anche da un punto di vista pratico, nel senso che con una serie di questionari, a prendere un po' d'acqua, grazie, una serie di questionari e di interviste ho potuto mettere a fuoco le criticità di questi aspetti, ma anche un approccio che potesse accompagnare i temi della parità di genere, della diversità e inclusione e della leadership femminile. Come bevi pure tanto, ti chiedo, fa caldo qua dentro. Come vieni accolta? Perché prima sentivamo, no, che magari chiamare una filosofa a parlare in un'azienda edile e prevalentemente maschile può creare delle resistenze iniziali. Come vieni accolta tu nel tuo lavoro? Allora, sono d'accordo con quello che portava prima il rappresentante di ICOP, cioè è un processo lungo, un processo culturale che non può che partire dai vertici, cioè si deve sensibilizzare prima di tutto chi guida questo processo dentro l'azienda. Allora in quel caso tutto è un pochino più semplice. Questi sono processi giovani dentro le imprese. Stiamo cominciando adesso, magari le società benefit fanno dei passi prima degli altri. Credo che in ogni caso quello che il vantaggio che iniziare questo tipo di attività ci porta da subito è mettere attenzione alle persone, che sono oggi forse uno dei nodi più critici dentro le organizzazioni, non solo grandi dimissioni, ma la questione dei talenti, della ricerca di senso, che è assolutamente trasversale dall'imprenditore al manager, al collaboratore. E allora portare la parità di genere come il tema della diversità ci aiuta a mettere un po' d'attenzione non solo sulle diversità riconosciute, genere, generazione, disabilità, cultura, ma ci aiuta, come lo chiamo io, a iniziare a integrare la normalità, perché molto spesso la difficoltà di dialogo, di collaborazione, di confliggere in modo costruttivo ce l'abbiamo col nostro vicino di scrivania, con il nostro socio, che ha semplicemente uno stile di pensiero e di comportamento diverso dal nostro e con cui facciamo fatica. Allora, la diversità è una ricchezza nel momento in cui riusciamo a riconoscerla, a coltivarla e magari ci dotiamo di strumenti per gestirla. Non è semplice, ma è sempre una questione umana. Partiamo da lì, non da altro. Torno a Laura, perché la tua è anche una delle prime aziende che ha la certificazione di parità di genere, giusto? Quindi Sì. Benefit sì, B Corp sì, e anche questa che sono ancora una minoranza, credo, cioè è ancora in fase più iniziale. 300 aziende in Italia. Esatto, quindi insomma un quinto. Volevo capire come coesistono questi livelli di certificazioni diverse. Ce n'è una che precede logicamente un'altra, oppure si integrano? È un processo, oppure ne basta una? Allora, come l'abbiamo vissuta noi in azienda, la certificazione di parità di genere è stata solamente una verticalizzazione, un'esplosione, diciamo, di uno degli SDG che siamo abituati, che abbiamo ancorato proprio nel nostro piano industriale, perché seguendo le indicazioni ispirazionali che escono ogni anno dal salone della CSR della cara Rossella Sobrero, dove siamo stati presenti anche quest'anno con Asso Benefit, con un panel Che su pare Asso oggi Benefit. pomeriggio, sì. Esatto. Mi ricordo che una delle indicazioni che era uscita qualche anno fa era proprio questa: ancorate i vostri piani industriali
agli SDG, quindi gli SDG dell'Agenda 2030, metteteli alla base. Sono SDG magari? Sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Perfetto, quindi l'Agenda 2030 è quella dell'ONU che ovviamente entro il 2030 dovremmo riuscire a implementare, ma se noi non la ancoriamo e la mettiamo alla base proprio dei nostri piani industriali come imprese, rimane tutto un vacuo impact washing, quello che viene detto. Quindi noi siamo abituati come società benefit a parlare e a promuovere la sostenibilità d'impresa coi fatti, non con le parole. E questo è uno degli esempi. Abbiamo voluto proprio certificarci tra le prime aziende per questo. Non solo, una volta certificati c'è stato richiesto dalla Camera di Commercio di Milano di fare da testimonial anche per promuovere con un roadshow a livello di tutti i capoluoghi di provincia lombardi, promuovere appunto la PDR 125, la certificazione sulla parità di genere. Devo dire che io mi aspettavo che sarebbe stata molto più agevole e semplice come percorso, proprio in virtù del fatto che, essendo società benefit, da una parte avevamo già il piano industriale ancorato sugli SDG a partire dall'SDG numero 5. In secondo luogo per via del fatto che appunto la parità di genere e la gender equality e la women empowerment è proprio parte del nostro DNA, perché ce l'abbiamo tra le finalità di beneficio comune. In realtà, insomma, diciamo che è stata un'esperienza comunque dove abbiamo appreso tanto e dove ci siamo scontrati col fatto che noi, essendo startup, quindi grintosa, abituata a dinamica, a bruciare le tappe, solitamente mettiamo a terra tante azioni, tante prassi magari virtuose, ma poi ci scordiamo di codificarle, quindi di normarle, di procedurizzare, tutta la parte diciamo più noiosa, notarile se vogliamo tra virgolette. Quindi abbiamo dovuto creare tanti KPI che non avevamo, perché già all'interno avevamo dei KPI che misuravano la percentuale di organico femminile. Scusa la Pignoli, KPI, perché traduciamo tutto per scusa. studenti. KPI sarebbero i Key Performance Indicators, sono indicatori di prestazione. Perfetto, sostanzialmente. Okay. Come società benefit B Corp certificata li abbiamo sempre misurati, rendicontati a fine anno, perché sono 4 anni che adesso pubblichiamo a titolo volontaristico anche un report integrato piuttosto che un report di sostenibilità, che ci sembra un buon viatico anche questo, un buono strumento per promuovere la sostenibilità d'impresa. E quindi niente, cioè, ci sembrava appunto di essere in una posizione privilegiata. In realtà ci siamo accorti che tante cose andavano formalizzate e quindi dicevo, a livello di KPI ad esempio non avevamo i KPI che prescrive la PDR 125 sul tenere monitorato la percentuale di ore di formazione impartite disaggregato per genere, quindi donne rispetto a uomini, piuttosto che la formazione specifica sulla parità di genere ce l'avevamo ma non disaggregata, quindi abbiamo dovuto diciamo formalizzare, mettere i puntini sulle i su tanti aspetti. Ci ha agevolato senz'altro il fatto di avere ad esempio un accordo integrativo di secondo livello che noi abbiamo sempre avuto e che abbiamo co-progettato con i nostri dipendenti, dove abbiamo sempre formalizzato, noi la chiamiamo la nostra palestra di sperimentazione permanente, perché vi abbiamo normato nel corso degli anni tante forme di modelli di organizzazione del lavoro basati sulla totale flessibilità, quindi non solo abbiamo lo smart working anche integrale come scelta a disposizione delle persone che lo vogliono, piuttosto che lo slow working, quindi delle prassi per facilitare un rientro graduale dai congedi di maternità e quindi abbassando le richieste e le aspettative rispetto alle mamme che rientrano dai congedi. Poi abbiamo il south working, questo grazie alla digitalizzazione integrale di tutte le nostre operations siamo riusciti a partire dal 2020 a formare e assumere personale anche valorizzando territori svantaggiati, per cui l'ultima ragazza che abbiamo assunto è di Messina e è tra l'altro un recupero di cervello in fuga perché era emigrata in Irlanda per trovare lavoro. Noi siamo riusciti a recuperarla alla sua terra natia e a integrarla a tutti gli effetti nella nostra azienda. Quindi ma lei lavora da lì, sta lì, cioè non ha dovuto cambiare? Lei lavora da lì, tutto è tornata a abitare dove voleva praticamente e è felice perché comunque riuscire a lavorare in remoto per lei è una soddisfazione. Certo, ci sono dei momenti di socializzazione che coltiviamo comunque trovandoci tutti insieme una volta almeno al trimestre piuttosto che con altre iniziative. Però insomma sono tutte forme di flessibilità del lavoro che aiutano e aiutano, soprattutto sono nate per le mamme, ma vediamo che vengono apprezzate anche dalle nostre quote azzurre.
Esatto, infatti appunto dove migliora la qualità del lavoro di solito migliora per tutti, certamente non solo per le donne. E gli accordi di secondo livello a cui facevi riferimento sono una cosa importante a cui guardare se si cerca un lavoro o un'azienda in cui inserirsi, perché sono quelli che danno il valore aggiunto, quindi non so, le forme di flessibilità, i premi di risultato, stateci attenti se vi avvicinate al mondo del lavoro. Un'altra, scusa, se posso, certo. l'ultima misura che abbiamo introdotto dal 2020 è la parificazione dei congedi parentali, quindi al di là delle differenze di genere. L'abbiamo sperimentato e abbiamo potuto avere questa flessibilità proprio perché l'abbiamo integrato nell'accordo integrativo di secondo livello. In generale, se io cerco un lavoro e trovo un'azienda che ha questo tipo di certificazione, che cosa mi posso aspettare? Cioè quello che succede, che cambia in tutte le aziende, che cosa trovo? Sicuramente come dire, un contorno di misure e di buone prassi. Noi vediamo che tantissimo adesso, tanti si candidano da noi perché proprio hanno questa sintesi, no, valoriale, trovano un sistema che li rispecchia e che risponde appieno a quelle che sono le esigenze adesso delle nuove generazioni nel momento in cui cercano lavoro. Esatto, e che cercano una qualità insomma anche del lavoro. Tanti dei nostri, per dire, grazie alla possibilità anche di remoto integrale, sono nativi digitali abituati a spostarsi all'estero, per cui nostre ragazze si sono spostate per mesi negli hub di lavoro di smart working, a livello, una si è spostata a Lisbona per 5 mesi, quell'altra si è spostata in Norvegia. Per noi non cambia assolutamente niente, basta che loro vengono misurate semplicemente sugli obiettivi, hanno la totale libertà di organizzarsi tempi e luoghi di lavoro, per cui vediamo che poi alla fine i risultati per noi come azienda ci sono, il lavoratore è contento e felice, non ci cambia proprio niente. Parte l'applauso, bene. Torno da Sergio perché parliamo di ambienti inclusivi e ci sono appunto cervelli che rientrano, persone che si spostano. C'è anche una capacità di attrazione delle aziende per persone straniere che arrivano dall'estero. Nella vostra azienda credo siano almeno 10 nazionalità diverse. Questo richiede comunque uno sforzo, come dire, di organizzazione, perché insomma ci sono paesi magari in cui si rientra e certamente non si fanno solo le 2 canoniche settimane di ferie perché il viaggio è impegnativo. Come vi organizzate? Sono 10 le nazionalità? Sì, in questo momento abbiamo in azienda 10 persone di nazionalità diverse, dal Camerun, Libia, Palestina. Soprattutto parlando di Libia e Palestina in questo momento sono dei ragazzi anche che stanno vivendo dei momenti particolari e fra virgolette, quando si parla di parità di genere, io reputo anche molto importante, molto spesso ci rivolgiamo appunto alla parità di genere tra uomo e donna, ma in questo caso dobbiamo anche pensare ad una parità di genere ad etnie e religioni diverse. E quello che cerchiamo di favorire a queste persone, di aiutarle e di dargli la possibilità di avere dei periodi di ferie più lunghi in maniera tale da poter recarsi presso questi posti di origine, dove chiaramente non hanno la possibilità né di lavorare da remoto, perché molto spesso anche manca la connettività. E cerchiamo anche di aiutarli ad inserirli all'interno del contesto aziendale. E una cosa che ho trovato interessante per la parità di genere, che noi non abbiamo ancora ottenuto, noi siamo una società benefit dallo scorso anno e a gennaio dovremo ultimare il percorso per diventare società con certificazione di parità di genere. È stata la costituzione di un comitato per la parità di genere, perché questo comitato dà la possibilità a queste persone di avere un'interfaccia dove portare quelle che sono le loro richieste, che molto spesso non vengono fatte verso la proprietà o verso la direzione, mentre avendo un comitato preposto per attuare questo tipo di politiche, li può aiutare e gli può dare le risposte che molto spesso hanno bisogno. E volevo collegarmi sul discorso dell'attrattività che stavate facendo prima. L'ho notato anch'io, noi siamo diventati società benefit lo scorso anno e ho visto che abbiamo avuto diverse candidature di persone che erano attratte dal fatto che fossimo una società benefit, nel senso che ho detto ci piace, i giovani lo stanno iniziando a riconoscere, ecco. Non è ancora molto presente, come si diceva, le aziende sono 3.000 in Italia, però secondo me anche quello aiuta per essere più attrattivi verso i ragazzi, perché oltretutto ricordiamoci che sono sempre meno e per le aziende trovare dei nuovi collaboratori giovani e volenterosi, dare la possibilità di diversificarsi rispetto a quello che c'è, le diverse offerte di lavoro che ci sono, secondo me è molto importante. Sì, forse perché sono ancora poche, si distinguono anche, per cui insomma è più facile anche capire qual è la differenza.
E torno a Sabrina perché leggevo il materiale, insomma, che mi aveva mandato prima del nostro incontro, e c'era una frase che mi aveva colpito e che dice che assieme ad una marginalizzazione delle donne nel mondo del lavoro e nella vita pubblica, a essere trascurate e messe da parte sono le qualità del femminile, considerate deboli e inefficaci nei ruoli di leadership, spesso dalle stesse donne. Si tratta di qualità morbide, quelle famose soft skill, celebrate nelle teorie e cruciali nella vita di persone e organizzazioni, capaci di favorire benessere, valorizzare i talenti e stimolare l'innovazione. Una partita che ha una forte componente umana oltre che tecnologica. Cioè, le donne si svalutano da sole o crescono con dei pregiudizi su se stesse? Allora, parto dalla visione che porto con questo progetto che si chiama Antigone e che ha l'obiettivo di rendere disponibile quello che è il potenziale femminile all'interno del mondo del lavoro e nella comunità. La visione che porto è quella di provare a cambiare sguardo, forse stravolgere lo sguardo e occuparci un po' meno del problema, che sicuramente c'è, però siamo tutti concentrati sul fatto che abbiamo un divario da recuperare, numeri da recuperare, servizi che mancano, e in questa concentrazione sul problema ci dimentichiamo di quello che è il valore che le donne e il femminile possono portare nel mondo del lavoro. Allora credo che sia molto importante iniziare da lì. Certo, come dici, come hai appena letto, questa marginalizzazione che dura da secoli, è sedimentata, è forte, è profonda, ha fatto sì che in alcuni ambienti, in alcuni ruoli, fosse marginalizzata anche la sfera del femminile. Che cos'è? Sono una serie di valori, di qualità umane, di competenze che afferiscono alla dimensione del femminile, che vengono considerate non solo deboli e trascurabili, ma alle volte persino inadeguate nel ruolo di leadership o negli ambienti professionali, no? Certo, essere un uomo o una donna non è un tratto caratteriale, ok? Entrambi possiamo esprimere cura e possiamo esprimere decisionalità. È altrettanto vero che l'educazione, i ruoli sociali, anche le aspettative sociali spingono ognuno di noi a coltivare alcune caratteristiche piuttosto che altre. E sicuramente molte cose sono cambiate negli ultimi decenni, però ricordiamoci che è una partita molto giovane, ci sono molte norme, ci sono molti organismi che si occupano di questi temi, anche il dibattito è denso, forse il cambiamento un pochino meno. L'ONU ha stimato che serviranno 300 anni per la parità di genere a livello globale, sono una enormità, e allora il tema forse non sono solo le norme e i servizi, ma è un cambiamento culturale. Io credo che il cambiamento culturale passi dal riconoscere questa differenza, questo valore, questo contributo che il femminile può portare, sia in termini certo di minori opportunità, ma anche in termini, come dicevo, di contributo. Fino a che non la riconosciamo questa differenza, questa roba rimane lì, un tesoro nascosto, un problema da risolvere. Allora, partirei dal fatto che femminile e maschile non sono solo categorie biologiche, sono appunto, come dicevamo, anche dei valori, appartengono a ogni persona, a ogni organizzazione, a ogni cultura, e hanno bisogno di essere integrati. Oggi c'è un grande disequilibrio. Questa visione appartiene alle scienze umane, ma anche alle teorie organizzative e anche ai modelli di leadership. C'è un approfondimento interessante del 2015 dell'Harvard Business Review che parla della necessità di femminilizzare le organizzazioni, di recuperare alcune attenzioni che non ci sono, che sono scarse, che sono messe da parte. Eccomi. Allora, tutto quello che è importante oggi in azienda ha spesso un focus maschile, quindi risultati, performance, dimensione tecnica, e fa uscire una leadership che è di questo timbro, no? Quindi decisionista, eroica, solitaria, non utilizzata solo dalle donne, sicuramente, solo dagli uomini, ma anche dalle donne. E poi c'è un focus femminile che guarda più alla dimensione umana, alla cura, alla valorizzazione delle persone, alla coesione, ma anche a tutti gli aspetti che riguardano immaginazione, creatività, intuizione, che sono sicuramente meno
presi in considerazione all'interno delle aziende, e anche qui non si tratta di distinzione tra uomini e donne, ma tra due forze. Questo femminile in particolare può essere molto utile nei processi di innovazione. Abbiamo bisogno di ambienti più aperti e più inclusivi perché possano emergere più facilmente quelle che sono le risorse, gli strumenti dell'innovazione, cioè talenti, idee, visioni, progetti possono emergere se c'è un ambiente che permette questa cosa e che aiuta le persone a esprimersi più liberamente, a prendersi dei rischi. Se non c'è questo ambiente, le persone trattengono le loro idee, le loro capacità, ma questi ambienti più inclusivi sicuramente, e più aperti e più umani, sicuramente ci aiutano anche ad affrontare le sfide dell'innovazione, che sono sfide tipicamente umane, riguardano la dimensione emotiva, la dimensione sociale. Pensate alla gestione dell'incertezza, alla gestione del conflitto. Quindi l'innovazione ha una componente umana fortissima che noi sottovalutiamo e che con l'integrazione della dimensione femminile potrebbe essere invece sostenuta e spinta. Ultima, non dimentichiamoci che gli stereotipi sono i peggiori nemici dell'innovazione. Ci fanno semplificare la realtà, guardarla dentro schemi rigidi, e anche noi cominciamo a pensare in maniera rigida invece di guardare verso il nuovo. Ecco. 300 anni a livello globale, Sì. Beh, ma neanche tanto, avrei detto peggio. Avrei detto peggio. Ok, va No, bene, ecco, potremmo fare una firma. abbiamo iniziato poco fa, Appunto, per pochi quello decenni dico. fa. Sì, ecco, assieme alle teorie mi piaceva anche dare alcuni dati, nel senso che i dati sulla sostenibilità sociale e sulla diversità e inclusione sono molto incoraggianti. Dicono che dove viene ben applicata gli impatti positivi sono certamente sul benessere delle persone, sul coinvolgimento, sull'innovazione, ma anche su efficienza e performance. C'è un dato dell'Organizzazione Nazionale del Lavoro, OIL, che è un'agenzia dell'ONU, che parla di un aumento del 10-15% del fatturato nel momento in cui c'è una buona integrazione di genere, e con buona integrazione di genere si intende 30% anche nei ruoli apicali, che fa riferimento a quelle famose quote 30%, perché è quella quota che permette a una minoranza sia di esprimersi che di essere ascoltata. Questo più 10-15% di fatturato non arriva perché le donne sono migliori degli uomini, arriva perché c'è una dimensione di confronto che fa attivare dei processi diversificati, non omologati. Quando c'è una buona integrazione aumenta la collaborazione, la fiducia, e questo è tutto quello che porta anche a un aumento e un miglioramento delle performance. Perfetto. La tecnologia sta diventando anche questo una costante di questi 2 giorni, e il fatto di migliorare le competenze tecnologiche delle donne sembra essere veramente un fattore rilevante per migliorare le loro opportunità. Come si fa? Qual è la vostra ricetta, Laura, per portare più vicino alle donne questa materia? Sì, allora facciamo una premessa. Il settore nostro è quello della language industry, il settore dei servizi linguistici, delle traduzioni, ed è un settore che per l'80% è fatto di IT. Quindi immaginatevi, nel senso è un settore saturo di tecnologie, è un settore che è sempre stato all'avanguardia per la ricerca sui modelli linguistici, che quindi oggi sono proprio il tema alla base del fenomeno esplosivo di ChatGPT e dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi solitamente il nostro settore ogni 8-10 anni è interessato da questa rivoluzione, viene rivoluzionato proprio dall'avvento di una tecnologia nuova. Ci sono stati 20 anni fa i sistemi CAT di traduzione assistita, poi sono arrivati 10 anni fa i sistemi, le prime avvisaglie dell'intelligenza artificiale, non ancora generativa, ma era quella del deep learning, machine learning e le reti neurali e tutto questo ambaradan che ci sta intorno. E poi siamo adesso nel bel pieno della rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi il nostro modo di concepire la tecnologia è proprio alla base della nostra vision di società benefit, cioè per noi la tecnologia è proprio una leva di innovazione, ma non può dirsi tale se non ha anche delle importanti ricadute di impatto sociale.
Quindi cosa vuol dire? All'interno da noi l'abbiamo sempre declinato in questo modo, ce l'abbiamo proprio in statuto come finalità di beneficio comune il fatto di continuare a sviluppare, a sperimentare nuove tecnologie che contribuiscano a migliorare la vita delle persone, renderci facilitatori di quella che è la transizione digitale attualmente, quindi democratizzare la nuova frontiera delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale, a beneficio ovviamente delle donne, perché il terzo di questi assi importanti è il discorso di nostro impegno per promuovere e diffondere, aumentare la rappresentanza delle donne nei ruoli tecnico-scientifici. E qui c'è tutto il tema delle STEM, no? Delle materie tecnico-scientifiche, eccetera. In pratica cosa abbiamo fatto, se vogliamo declinarlo sulla realtà concreta? Nel 2020, proprio in piena pandemia, abbiamo varato questa Way2Academy, che è la nostra accademia digitale, per aiutare, è una scuola di Open Innovation, per aiutare proprio le donne, le professioniste del settore nostro, a diventare padrone della tecnologia e della nuova frontiera della tecnologia. Quindi sono dei percorsi di upskill e reskill digitale fondamentalmente. L'abbiamo fatto perché Lunghi? Quanto durano? Cioè, a portata di sono tutti? delle pillole di informazione assolutamente flessibili, nel senso che uno si costruisce il percorso che vuole e sono unità veramente brevi, per cui sono tipo 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, però appunto sono formulabili a seconda delle esigenze dell'utente. È assolutamente gratuita, l'abbiamo fatto pro bono proprio per portare avanti quest'idea che le competenze digitali, che poi la padronanza delle tecniche digitali oggigiorno e dell'intelligenza artificiale sono gli strumenti abilitanti per costruirsi il futuro un domani, e quindi a nostro avviso devono diventare competenze delle donne e dei giovani, anche perché ovviamente sappiamo tutti che la pandemia, perché l'abbiamo creato nel 2020, perché la pandemia, le prime vittime sono state le donne con la marginalizzazione del mercato del lavoro e i giovani, perché abbiamo assistito a tutti i fenomeni deleterii che abbiamo già visto prima. Quindi questo è il nostro modo di vivere la tecnologia. Tecnologia sì, ma impatto sociale, altrimenti non può dirsi innovazione. Da sola non basta. Ho tenuto Sergio alla conclusione perché mentre ci conoscevamo mi ha detto una cosa che secondo me andava raccontata. Noi abbiamo iniziato la giornata, le 2 giornate, con una buona notizia e ho detto beh, questa è una buona notizia, e lui giustamente diceva sì, ma non dovrebbe essere nemmeno una notizia, cioè dovrebbe essere una cosa normale. La trasformazione di un contratto di una donna in maternità non è ancora normale, magari tra 300 anni sì, però purtroppo siamo ancora a livello di notizia. Succede da voi a novembre, giusto? Sì, a novembre. Noi abbiamo preso una ragazza che lavorava nell'ambito dell'ICT Consultant. Un po' più vicino, secondo me? Esatto. Abbiamo preso una ragazza che lavorava nell'ambito dell'ICT Consultant per un anno all'interno di una commessa che avevamo acquisito e che aveva scadenza ad un anno, e durante il suo percorso di lavoro ha avuto la fortuna di rimanere incinta. Ha partorito una bambina non più tardi di un mese fa e il suo contratto andrebbe a scadere a metà dicembre. Chiaramente abbiamo deciso come società benefit, ma come penso dovrebbero decidere, tra virgolette, tutti quanti, di prorogargli il contratto e di portarglielo a tempo indeterminato. Dovrebbe essere una cosa normale, dovrebbe essere anche una cosa, dal mio punto di vista, in parte incentivata da parte dello Stato. Esatto, infatti questo L'assurdo è che esistono incentivi per gli over 36, gli under 36, se hai 2 figli, se non hai un figlio, se non avevi un contratto a tempo indeterminato, non esistono incentivi per un'azienda che decide di trasformare un contratto da tempo determinato a indeterminato a una donna diventata madre. Cioè nessun tipo di strumento? In questo momento nessun tipo di strumento. Vediamo cosa succederà con la nuova manovra che è stata appena varata dallo Stato, però in questo momento non esiste nulla. Dal mio punto di vista, per l'amor del cielo, uno lo deve fare perché se lo sente e perché lo reputa giusto. Magari anche lo Stato... Non sarebbe male che le due cose coesistessero. A questo andremo chiaramente anche ad affiancare, come sentivo che diceva prima Laura, un percorso di reinserimento graduale all'interno del mondo del lavoro, nel senso che la posizione che questa persona rappresenta in azienda permette di fare lo smart working e conseguentemente cercheremo di venirle incontro in questo percorso di reinserimento nel mondo del lavoro, potendo lavorare anche da casa. Ci pareva un finale insomma giusto per questa mattinata, e grazie, siete stati bravi e concisi, abbiamo recuperato il ritardo, quindi lasciamo la pausa pranzo esattamente come era stata disegnata. Pomeriggio ci sono 2 interventi di peso, c'è il laboratorio e soprattutto ci sono gli incontri con le società benefit che si raccontano, per cui ci vediamo alle 2:30.